Nuovamente ben ritrovati, ultima parte di 7 in punto, una ultima parte che ci porta a parlare nuovamente di cronaca che abbiamo trattato moltissimo nei nostri notiziari, ma che naturalmente ha fatto parlare moltissimo dal 4 giugno scorso, ma non soltanto, davvero un fatto che ha cambiato davvero il nostro vivere quotidiano, soprattutto a Venezia e in Veneto. Mose, la retata storica, l'occasione di parlarne con uno degli autori di questo libro, Maurizio Dianese, ben trovato, buona giornata. Buona giornata a voi. Uno dei fantastici tre, chi sono gli altri due? Vabbè, non possiamo sempre venire tutti e tre, anche perché in televisione è complicato. Uno dei tre è sufficiente, dai. Perfetto, quindi insieme appunto a Gianluca Amadori e Monica Andolfatto, la creazione di questo libro che diciamo appunto il 4 giugno, ma in quanto è nato realmente questo libro? Il libro è nato rapidamente perché abbiamo seguito in tre lo sviluppo dell'inchiesta praticamente dal primo giorno, cioè dall'alba del 4 giugno, e poi la decisione di trasformare le nostre ricerche, tutto quello che avevamo scritto sui giornali in un libro è stata relativamente rapida. Ecco, quanta modifica c'è tra gli articoli? Appunto, non è che abbiamo preso così gli articoli del Gazzettino e li abbiamo riportati sul libro, abbiamo rielaborato tutto per costruire una storia. Sostanzialmente cerchiamo di legare il lettore a scoprire un po' alla volta quello che succede, come seguendo tre personaggi. Uno è uno dei PM, Stefano Ancillotto, che segue l'inchiesta, l'altro è il colonnello della Guardia Finanza Renzo Nisi, il terzo è il sindaco di Venezia. Perché il sindaco di Venezia? Perché è l'uomo che fa fare il giro del mondo alla notizia degli arresti. Queste tre figure partono tutte e tre la mattina del 4 giugno 2014 alle 4 del mattino e raccontiamo che cosa stanno facendo in questo momento. È un artifizio che serve in realtà a raccontare un'inchiesta che è unica nel suo genere, perché riguarda il più grosso caso di corruzione in Italia. Quando parliamo di Mani Pulite, 1992, eccetera, insomma la maxi tangente Enimont era 140 miliardi di lire, cioè più o meno 70 milioni di euro. Qui parliamo, tra tangenti e cosiddette liberalità, cioè sponsorizzazioni, parliamo di 1 miliardo di euro. E quindi non c'è proporzione con Mani Pulite, come non c'è proporzione con l'Expo, come non c'è proporzione con la cosiddetta mafia capitale. È veramente un caso che andrebbe studiato, secondo me, anche all'università, nelle facoltà di economia, perché il meccanismo che hanno messo in piedi, tutto sommato, è relativamente semplice, cioè riuscivano a fare fatture false e grazie a queste fatture false recuperavano il nero che poi utilizzavano per le mazzette. Ma il Mose è soprattutto creazione del consenso, cioè un'intera città, Venezia, e buona parte del Veneto è stata comprata dal Consorzio Venezia Nuovo. Il cronista che si è avvicinato dopo il 4 giugno a queste notizie, è caduto dal pero o qualcosa si aspettava? No, una volta tanto dobbiamo dire che i giornali in questi anni hanno scritto tutto quello che c'era da scrivere sul Mose. Ovviamente non potevamo scrivere quello che sospettavamo, ma che tutti più o meno sapevano, e cioè che c'era una evidente elargizione di denaro. Però il Mose come struttura dal punto di vista ingegneristico e tutto quello che stava sotto al Mose, cioè che ci fosse un consorzio di privati che utilizzava soldi pubblici senza sostanzialmente controllo, questo era stato scritto 1000 volte, perché Raffaele Cantone dice questa è la dimostrazione che è stata fatta una legge criminogena e non potevamo aspettarci che non rubassero. Perché? Perché lo Stato a un certo punto decide che un privato deve spendere i suoi soldi. È ovvio che nel momento in cui decidi questo e assegni al privato addirittura il 12% dell'importo complessivo dell'opera, che su 6 miliardi e mezzo vuol dire 700 milioni di euro, quando questo incassa 700 milioni di euro è ovvio che pensi intanto a dilatare i tempi, ecco perché ci abbiamo messo una vita a costruirla, e poi tende soprattutto ad aumentare i costi, ed è il motivo per cui non è stato ancora finito. Pier Giorgio Baita, che è l'ex amministratore delegato alla Mantovani, è anche uno dei testimoni cruciali di questo processo, dice che ci vogliono altri 2 anni e mezzo
vuol dire che questo sistema di blocco delle acque alte che dovrebbe salvare Venezia lo vedremo in azione tra il 2017 e il 2018. L'abbiamo iniziato nel 2003, che ci abbiamo messo 8 vite, insomma, facevamo in tempo a fare le piramidi. Si parlava assolutamente. Il fatto Baita, nome non a caso, è tra i nomi che tornano sostanzialmente in questa inchiesta rispetto anche a inchieste precedenti. Certo, c'era già nel 92 Baita e bisogna dire che si è affinato nel corso del tempo, cioè c'è stata una selezione della specie anche nei corruttori. Baita evidentemente aveva imparato molto nel 92 quando scoppia lo scandalo legato alla bretella dell'aeroporto sostanzialmente. Qui si scopre che la terra che era stata riportata per fare le discese, insomma era qualche camion in meno di quello che era stato conteggiato, e un po' alla volta viene fuori questo meccanismo per cui PSI di allora, cooperative rosse che ritroviamo anche in questo scandalo, e l'allora Democrazia Cristiana, sostanzialmente si dividevano tutti gli appalti. Molti protagonisti li ritroviamo anche in questo caso, ma insomma quel che salta fuori è che l'imprenditoria veneta, la grossa imprenditoria veneta, di nuovo 10 anni dopo, 20 anni dopo, rimette in moto un meccanismo che è molto simile a quello di allora. C'è la politica, ci sono i funzionari, soprattutto i gran commi dello Stato, cioè i funzionari ministeriali che sono quelli che devono versare i soldi, ma il meccanismo è sempre lo stesso, è quello il preoccupante. Tant'è vero che poi, chiudendo il libro, uno si pone la domanda, dice: ma fra 10 anni scriviamo non il Mose, ma che ne so, l'autostrada X. Il Mose è una grande opera, ce ne sono diverse in piedi. E questo è il problema. La domanda che si fanno tutti è: hanno beccato quelli del Mose, possiamo pensare che l'ex governatore del Veneto Giancarlo Galan, che sul Mose ha preso la mazzetta, del resto ha patteggiato, quindi in qualche modo l'ha ammesso, non abbia preso soldi sulle altre grandi opere? È probabile che ci fosse proprio un meccanismo di spartizione che poi ha coinvolto tutte le grandi opere del Veneto. E proprio di queste ore, mentre noi parliamo, tra Camera e Senato si discute nuovamente dei problemi legati al bilancio del Comune di Venezia. Il fatto che soldi non ce ne siano più, o meglio, debbano filtrare in modo più deciso, ci può far sperare che qualcosa cambi per i prossimi 20 anni e oltre? No, perché le norme sono le stesse. Non a caso i magistrati si battono perché si trovino dei meccanismi diversi. Quando facciamo la presentazione del libro, i magistrati che si sono occupati di queste inchieste e anche il procuratore aggiunto Carlo Nordio dicono: bisogna utilizzare lo stesso schema che abbiamo usato per sconfiggere il terrorismo e la mafia, cioè ci vuole un meccanismo premiale nei confronti di chi denuncia, cioè non puoi mettere l'imprenditore che a volte è costretto a pagare, o spesso è costretto a pagare, sullo stesso piano di chi i soldi li prende. Quindi devi fare in modo che l'imprenditore che vuole denunciare il fatto sia in qualche modo tutelato, e quindi un meccanismo premiale come i pentiti delle Brigate Rosse, come nel caso della mafia. Poi bisogna allungare la prescrizione, su questo non ci sono dubbi, cioè bisogna assolutamente che la prescrizione scatti dal momento in cui si scopre il reato, non dal momento in cui è commesso il reato. E poi non credo tanto altro, perché sul fatto di utilizzare pene più severe ho le mie perplessità. Non ho mai visto nessuno che, perché il reato passa da 10 anni a 20 anni, poi non sta lì a pensarci. È chiaro che quando uno ruba, come quando fa una rapina o quando commette un omicidio, mette in conto che non lo prendano. Cioè è ovvio che questi pensavano che sarebbe andata avanti così all'infinito. Parlava inizialmente di 3 personaggi chiave, diciamo, di questo libro, quindi il PM Ancillotto. Delineiamo un attimino i loro profili. Il PM Ancillotto è uno che viene dall'antimafia, ha fatto la gavetta in Sicilia e quindi sa come si fa un'inchiesta.
È stata un'inchiesta molto particolare, lui lo racconta nel libro. A un certo punto i 3 PM che si occupano dell'inchiesta, cioè Stefano Ancillotto, Stefano Buccini e Paola Tonini, arrivano al punto di non mandarsi email e di non parlare al telefono tra di loro, perché capiscono che si è messa in moto una macchina che è in grado di tenere sotto controllo quello che loro fanno. È vero che si ritrovano in giardino e fanno finta di andare a prendere il caffè. Quando Pier Giorgio Baita parlerà di questa storia, si scoprirà che ha pagato 2.400.000 euro, 2.400.000 euro per tentare di scoprire che cosa stava facendo la procura. E questo è un personaggio. Il fatto che venga dall'antimafia vuol dire che ha una elaborazione mentale per cui capisce perfettamente anche come può funzionare la macchina del depistaggio. L'altra è Paola Tonini, anche lei ha fatto le inchieste sulla Mara del Brenta e quindi ne sa molto. Il più giovane, che è Stefano Buccini, ha fatto un po' da coordinatore fra i 2 PM che stavano seguendo 2 filoni dell'inchiesta. L'altra figura è il colonnello della Guardia di Finanza, Renzo Nisi, che fa questa inchiesta. Ecco, quasi dispiaciuto di andarsene da Venezia poco dopo. Ma secondo me ha tirato un bel respiro di sollievo con le pressioni che ha avuto. Cioè, abbiamo scoperto che il generale della Guardia di Finanza, il numero 2 della Guardia di Finanza, insomma, premeva molto per sapere quello che stava succedendo, tant'è che a un certo punto Nisi decide di dargli i numeri di telefono intercettati, perché non poteva fare a meno, visto che era un suo superiore, e per fortuna dell'inchiesta nasconde invece il fatto che c'erano le cimici dentro gli uffici, cioè la Guardia di Finanza aveva imbottito macchine, uffici, abitazioni di microspie che erano in grado di intercettare quello che succedeva. La terza figura è quella del sindaco di Venezia, che è la figura che non è più importante, perché alla fine lui è solo finanziamento illecito dei partiti, solo, lo dico fra virgolette, insomma, si tratta di 500.000 euro che il Consorzio Venezia Nuova dice di avergli dato e lui dice di non aver mai visto, di non aver ricevuto. Il fatto è che è l'immagine di questa inchiesta. È quello il problema, l'immagine dell'inchiesta che fa il giro del mondo, e purtroppo il sindaco di Venezia è l'unico sindaco nella storia di Venezia che finisce il suo mandato perché arrestato. Però insomma il Comune di Venezia non c'entra sostanzialmente in questa storia, è alle prese con un problema ben più drammatico che non dipende dal Mose, e cioè con un buco di bilancio, che poi non è un buco vero, è sempre la storia del patto di stabilità come tutti i comuni, che sembra che sia attorno a 90 milioni di euro. Se non lo ripianano, qui non c'è sindaco che possa presentarsi, che possa essere in grado di fare qualcosa per il prossimo mandato. Di queste ore appunto è sceso sostanzialmente, quello è stato quello, chiamiamolo sconto, da 95 a 52, ma cambia poco la sostanza se non c'è un piano chiaro di rientro. Ma non usciamo appunto dal tema, mancano 7 minuti alla fine della nostra chiacchierata e l'occasione appunto per capire anche un attimino la struttura stessa del libro. Quindi in pratica come vi siete divisi i compiti con Gianluca Amadori e Monica Andolfatto? È stato abbastanza automatico, mi chiedo che cosa ho fatto io, perché loro Gianluca ha seguito la parte, diciamo, dell'inchiesta per quanto riguarda la procura, Monica Andolfatto ha seguito la parte dell'inchiesta per quanto riguarda la Guardia di Finanza, io ho fatto il solito mio mestiere, che è tentare di sapere qualcosa di più di quello che avviene ufficialmente, e quindi sono andato in cerca di un po' di retroscena per raccontare un po' meglio ai lettori quello che succede. Ma il libro, al di là della narrazione che serve ad accalappiare il lettore, il libro è importante perché mette in sequenza i documenti, cioè noi praticamente avevamo messo dentro il libro tutti i verbali, riassunti ovviamente, dei principali testimoni e dei principali imputati, perché leggerli in sequenza risulta assolutamente agghiacciante, cioè i giornali hanno pubblicato un po' alla volta spezzoni di verbali, abbiamo deciso di metterli insieme perché il lettore possa rendersi conto della enormità di questo scandalo, e cioè del fatto che ad un certo punto un'intera regione in realtà viveva attorno al Mose.
perché il Consorzio Venezia Nuova a un certo punto faceva ha sponsorizzato l'America's Cup, faceva da sponsor di tutte le squadre di calcio, di basket, di pallavolo che esistevano nel veneziano, addirittura ha fatto il produttore televisivo, perché lo scomparso Carlo Mazzacurati, che è il figlio di Giovanni Mazzacurati, ha avuto un film pagato dal Consorzio Venezia Nuova. Stiamo parlando di soldi dei cittadini, cioè il miliardo di euro di cui parliamo è un miliardo che è uscito dalle tasche dei cittadini e che doveva essere impiegato per la salvaguardia di Venezia e non per pagare la squadra di pallavolo. Mi spiego? Questo è quello che abbiamo voluto fare, cioè il libro è interessante, è importante, proprio perché resta un documento storico, nessuno può dire di non sapere e nessuno può dire che non è sufficientemente chiaro, perché se non fosse chiaro il nostro racconto è chiarissima invece la parte dei verbali, cioè quando Baita a un certo punto mette in fila una dietro l'altra le cose, uno resta sbalordito e dice: ma com'è possibile che questo meccanismo sia durato 10 anni? Nel momento in cui la Mantovani entra nel Consorzio Venezia Nuova, il meccanismo funziona già, c'è già ed è già rodato. Baita semplicemente è il genio del male, lo chiamiamo noi, è il diavolo della situazione, cioè è quello che permette di fare un salto di qualità, sempre nella corruzione, ma il meccanismo c'era già, vuol dire che avevano già pensato che bisognava avere una cartiera nella Repubblica di San Marino, e cioè una ditta che serve esclusivamente a produrre fatture false. Quindi il Consorzio Venezia Nuova faceva uno studio, lo passava alla cartiera, la cartiera lo fatturava al Consorzio Venezia Nuova e i soldi di questa transazione ritornavano in nero in Italia, cioè da San Marino venivano via con valigiate che contenevano 1 milione di euro a botta e questi soldi poi venivano distribuiti fra tutti. Cioè, per certi versi è agghiacciante e per certi versi è paradossale. Dico, com'è possibile che un meccanismo del genere funzioni per 10 anni e che nessuno riesca a romperlo, che nessuno ci arrivi prima? Come sempre in tutte le inchieste, che si tratti della banda del Brenta, che si tratti delle Brigate Rosse, ci vogliono gli uomini giusti, cioè dovevano arrivare questi giovani magistrati che non si sono fermati assolutamente di fronte a nulla e che hanno tenuto duro per 3 anni, perché l'inchiesta dura 3 anni e loro l'hanno blindata per 3 anni. Un po' si sapeva, un po' si percepiva quello che succedeva, ma nessuno pensava che sarebbe venuto giù il mondo il 4 giugno 2014. Ecco, sono magistrati che sono ancora al loro posto in questo momento e che stanno continuando il loro lavoro di inchiesta. Quindi anche... Semmai è per il colonnello della Guardia di Finanza e credo che stiano per promuovere generale, dopodiché lo rinchiuderanno in una stanzetta e non farà mai più nulla per il resto della sua vita. I magistrati sono al loro posto, la Procura di Venezia direi che è saldamente nelle mani del procuratore capo, che non credo si sognerà mai di toccare i suoi sostituti. Ecco, Maurizio, scusami, nel minuto che manca, sì. Quanto potrà pesare l'eventuale processo appunto anche sulla campagna elettorale, sulle elezioni in qualche modo, secondo te? Credo che pesi, perché se il processo all'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni cade in mezzo alla campagna elettorale, insomma ci saranno schizzi di materiale maleodorante per parecchie persone, però insomma potrebbe anche decidere di patteggiare, di chiuderlo rapidamente, altrimenti cade proprio in mezzo alla campagna elettorale, perché se parte adesso più o meno marzo-aprile, siccome votiamo verso la fine di maggio, siamo proprio in mezzo. Giusto. Questa sera Mose, la retrata storica, dove viene presentata? No, domani sera, giovedì, sera viene presentata in comune a Venezia, in comune a Padova. Pardon, e c'è anche il procuratore aggiunto Carlo Nordio, col quale parleremo esattamente di questo, cioè come se ne esce, come si mette in moto un meccanismo in grado di evitare che lo scandalo del Mose possa ripetersi. Una bella occasione dunque per sentire anche da un ulteriore protagonista esattamente di questa inchiesta. Grazie dunque a Maurizio Dianese.
E grazie a Maurizio Dienese, a Gianluca Amadori e a Monica Andolfatto qui con noi in questo momento comunque per questo libro di nuova dimensione che appunto trovate nelle migliori librerie. Grazie Maurizio. Grazie a voi. Buona giornata a voi anche. E 7 in punto si chiude qui. Prossima edizione di 7 in punto domattina naturalmente alle 7. La prima edizione invece di TG7 Nord-Est è quella flash alle 13.05 nella pausa, nell'intervallo di 2 chiacchiere in cucina. Grazie e a più tardi. Buona giornata.